C'è soddisfazione tra i residenti del quartiere San Vito per la tanto attesa apertura del centro prelievi di via Passalacqua. Un traguardo che sembrava lontanissimo quando noi di Rete Veneta abbiamo accolto la proposta di Stefania Pontarolo. Da allora c'è stato tanto lavoro, fra gli altri da parte del consigliere regionale Nicola Finco e dell'assessore al sociale Mavi Zanatta. Un percorso non facile. Diamo un servizio importante a tutta quest'area della città di Bassano del Grappa, che è una delle aree più popolose, ma soprattutto diamo un servizio importante anche ad una parte del comune di Romano de Zelino. E questa è la dimostrazione che unendo le forze, insomma, e collaborando si possono ottenere dei risultati importanti, e penso che questo dimostri anche la qualità della sanità del Veneto. Anche per l'amministrazione di Romano De Zellino il taglio del nastro ha idealmente simboleggiato quello di un traguardo raggiunto dopo tanti sforzi condivisi. 3 anni fa abbiamo iniziato questo progetto col comune di Bassano proprio per dare un servizio a quei cittadini di Romano che abitano a confine tra i due comuni. È un punto importante anche perché ci dà la possibilità di ampliare quello che è l'offerta già presente. E poi c'è la gente, i veri vincitori, quelli per cui questo nuovo punto prelievi rappresenta un aiuto concreto e una sicurezza in più. Signora, lei addirittura abita nello stesso stabile dove è stato aperto questo punto prelievi, insomma una comodità in più, ma un servizio importante per la comunità. Certo, sono d'accordo perché qui ci sono tanti anziani che aspettavano. Finalmente ci voleva perché qua ci sono tanti anziani che hanno bisogno di un punto vicino e comodo.